Tragedia questa mattina a Vittorio Veneto, un 24enne ucciso il padre, un ex militare di 56 anni, a sprangate e coltellate. Drammatica la scena che si è presentata davanti ai carabinieri allertati dalla madre. Due delitti in poche ore tra Vittorio Veneto e Pellegai di Borgo Valbelluna, dove il 56enne Aurelio Monestier ha ucciso la madre di 88 anni, togliendosi poi la vita. Due comunità sotto shock. Doppio dramma sulle strade a cui era morto un rugbista 19enne originario di Mogliano, finito con furgone contro un camion. A San Zenone frontale tra un'auto e un camion, fatale a una mamma di 59 anni. Pista da bob di Cortina, il tema è ritornato centrale dopo la lettera di chiarimenti inviata da Zaia a Giovanni Malagò. Si conferma la linea avanti con l'opera. Dopo la presentazione dello studio commissionato dal PD sulla carenza di medici in Veneto, oggi la replica della regione che evidenzia è un problema nazionale per il Partito Democratico, programmazione sbagliata. Sono arrivati anche camion in un'azienda padovana chiedendo di caricare i pellet acquistati online, è però una truffa di cui sono vittime centinaia di consumatori. Previsioni shock legate alla denatalità, meno 24% di coppie con figli piccoli da qui a 20 anni, se ne discuterà sabato in un forum a Treviso. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata questa mattina, alle prime ore di questa mattina a Vittorio Veneto, dove un 24enne ha ucciso il padre, prima a sprangate in testa, poi a coltellate. Drammatica la scena che si è presentata davanti ai carabinieri allertati dalla madre, ma ci racconta tutto Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Tramortito con una sprangata in testa e poi ucciso a coltellate dal figlio più giovane senza un perché. È quanto accaduto questa mattina in questo appartamento al Civico 8 di via Rosolena, a 2 passi dal centro di Vittorio Veneto e vicinissimo alla locale caserma dei Carabinieri. Vittima Francesco De Felice, 56 anni, tenente colonnello dell'esercito in pensione da appena un mese. A darle l'allarme intorno alle 4:30 la moglie Adriana Scano. Impressionante la scena che hanno trovato i carabinieri sul pianerottolo dell'appartamento e il giovane figlio Riccardo di 24 anni in stato confusionale, mentre all'interno in salotto il corpo senza vita dell'uomo riverso sul divano con un evidente ematoma in testa e diverse coltellate sul corpo. Subito il giovane è stato portato in caserma, mentre sono iniziati i rilievi da parte del nucleo investigativo dell'Arma. Sul posto il medico legale Alberto Furlanetto e il titolare dell'indagine, il pubblico ministero Davide Romanelli, che non hanno rilasciato dichiarazioni. Dottor Romanelli. Da una prima ricostruzione pare che il figlio Riccardo soffra da qualche tempo di disturbi mentali che l'avrebbero portato più volte in conflitto col padre. Pare che qualche giorno fa il giovane si fosse addirittura allontanato da casa e che Francesco De Felice fosse andato a riprenderselo. Pare infine che Riccardo avesse accettato di sottoporsi a delle sedute psichiatriche, ma che la rabbia che covava dentro sia esplosa la notte scorsa. Il 24enne nel cuore della notte avrebbe prima bloccato con un mobile la stanza da letto dove dormiva la madre, per poi accanirsi sul padre che invece si era assopito sul divano. L'avrebbe colpito con una sbarra per esercizi fisici, ma vedendo che era ancora vivo l'avrebbe poi finito con almeno 3 coltellate, di cui una mortale alla gola. Il giovane, una volta preso in custodia dai carabinieri, è rimasto per quasi tutta la giornata nella caserma, dove alla presenza dell'avvocato difensore avrebbe reso delle dichiarazioni spontanee, assumendosi la responsabilità dell'atto, per poi essere condotto nel tardo pomeriggio al carcere di Santabona con l'accusa di omicidio volontario. Altri dettagli nel corso dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30, ma c'è un'altra tragedia familiare che scuote le comunità, quella successa ieri a Pellegai di Mela, siamo in comune di Borgo Valbelluna. Sono fatti così gravi, così drammatici, che non sono fatti abituali per il nostro territorio, ma che ci pongono tutti quanti dei grandi interrogativi. Non c'è spiegazione apparentemente comprensibile che possa dare un senso al terribile fatto di cronaca accaduto ieri all'ora di pranzo nella frazione di Pellegai, a Mel di Borgo Valbelluna. L'omicidio-suicidio, questa è l'ipotesi investigativa sulla quale la Procura di Belluno sta lavorando, ha sconvolto chi conosceva Aurelio Monestier, l'operaio di 56 anni che prima ha ferito mortalmente la madre con un'arma da taglio e poi ha rivolto fatalmente la lama contro se stesso.
Aurelio era stato visto passeggiare ieri con la madre, Antonia Schiocchet, 88 anni compiuti lo scorso 11 novembre, e nulla lasciava presagire quanto di lì a poco sarebbe accaduto. Madre e figlio sono stati ritrovati privi di vita dalla sorella del 56enne all'interno del magazzino prospiciente l'abitazione dell'anziana donna. Immediata la chiamata ai soccorritori del SUEM, ma per i due non c'era più nulla da fare. Cose che capitano al cervello, si scatena un qualcosa sui circuiti e è un attimo. Ma io non saprei come prenderla, perché è una cosa troppo grande, troppo dura. Per me è doloroso sentire. Perché io non lo conosco personalmente, però ho sentito che era un bravo ragazzo, insomma. Non sapevo com'erano le situazioni. Cosa prova? Anche perché lo conoscevo a piccolo e allora è così. Aurelio Monestier lavorava come operaio alla Ceramica Dolomite, una moglie e 2 figli. Letizia, la più grande, è consigliere comunale a Santa Giustina e l'amministrazione, appresa la notizia, si è stretta al dolore della donna. Cosa abbia mosso la mano del 56enne è un mistero ad oggi irrisolto. Nessuno screzio tra madre e figlio, almeno in apparenza, è quanto traspare dalle voci di chi li conosceva e che ricorda Aurelio come sempre vicino ad Antonia, che negli ultimi mesi soffriva di alcuni problemi di salute. I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Belluno, con i colleghi della compagnia di Feltre e della stazione di Mel, hanno eseguito tutti i rilievi che si spera consentiranno di stabilire l'esatta dinamica dei fatti. La procura di Belluno ha già disposto l'autopsia sui 2 corpi trasferiti nella camera mortuaria dell'ospedale di Belluno. Delle grosse drammaticità all'interno delle persone e quindi tutto il nostro rispetto, tutto il nostro silenzio. Ma quella di oggi è stata una giornata davvero drammatica anche sul fronte delle strade. La prima tragedia sulla Feltrina all'altezza di Quero, dove a perdere la vita è stato un ventenne, non aveva nemmeno 20 anni, di Mogliano, ma residente a Feltre. Fatale lo scontro tra il suo furgoncino e un tir. Indubbiamente si era allenato anche ieri sera, è una tragedia sotto tutti i punti di vista, perché viene a mancare un giovane di 20 anni, assolutamente solare, disponibile, generoso, capace di mettere buon umore e serenità in qualsiasi ambiente. Aveva 20 anni Salvatore Stefani e una grande passione per il rugby che praticava a livello agonistico con il Feltre in Serie B. Originario di Mogliano, dove si trova la sua famiglia, viveva e lavorava a Feltre dopo aver frequentato l'istituto agrario di Vellai. L'impatto che gli è stato fatale sulla Feltrina all'altezza di Quero poco prima mezzogiorno, quando il suo furgoncino diretto a Feltre si è scontrato con l'auto articolato condotto da un bosniaco che procedeva nella direzione opposta. A invadere la corsia sarebbe stato il giovane. Per cause da accertare, ogni ipotesi è il vaglio dei carabinieri guidati dal capitano Luca Innelli, intervenuti sul posto immediatamente dopo il SUEM 118 e i vigili del fuoco, interdetta la viabilità con il traffico in tilt, sotto shock i familiari e l'altra grande famiglia, quella del rugby feltrino. Fatalità, il destino vuole che domenica prossima noi dovremo andare a giocare a Mogliano, insomma, ecco, quindi è veramente una tragedia nella tragedia. I suoi compagni di squadra sono disperati, come posso pensare la famiglia, quindi adesso presto faremo ogni valutazione, domani, insomma, ecco. Più o meno negli stessi minuti a San Zenone degli Ezzelini, quindi siamo nel Trevigiano, uno scontro fatale. È costato la vita a una mamma di 59 anni. Lacrime e urla di dolore, lì, disteso sull'asfalto, il corpo senza vita dell'ennesima vittima delle strade trevigiane. Immagini che raccontano il disperato epilogo di un incidente stradale dove a perdere la vita è Monica Picco, 59 anni di Ledolo, moglie e madre di 3 figli. Erano le 12 quando Monica, a bordo della sua Opel Meriva, stava percorrendo, come ogni giorno, via Beltramini per andare a fare la spesa.
Nessun segno di frenata sull'asfalto. Dai primi accertamenti, infatti, pare che la vittima abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, schiantandosi frontalmente contro un camion nella corsia opposta. Impatto violento che non ha lasciato scampo a Monica Picco, inutile l'arrivo del suo M118, illeso invece l'autista del tir, un 41enne bosniaco identificato dai carabinieri di Castelfranco che insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti nel luogo dell'incidente. Ero qua vicino, tra l'altro mi sono precipitato qua appena ho saputo e ho cercato di dare tutto il supporto che do adesso e che darò nei prossimi giorni alla famiglia. Una famiglia, quella di Monica, conosciuta in tutta San Zenone degli Zellini e oggi distrutta dal dolore. Il marito tornava a casa quando ha deviato la strada di ritorno a causa dell'incidente di via Beltramini. Entrato in casa non ha visto sua moglie Monica ed è lì a poco la chiamata delle forze dell'ordine. Una comunità, quella di San Zenone, che deve fare i conti con un'ennesima tragedia stradale a poco più di un mese dalla scia di sangue provocata da Sim Quintino. Servirebbero davvero degli interventi strutturali su certe strade che sono davvero pericolose. Questa curva di cui purtroppo dobbiamo parlare oggi è una curva pericolosa. Ma come ho già detto in altre occasioni, finché dobbiamo, passando al termine, noi sindaci giocare all'otto per riuscire a fare degli interventi sulle strade dove c'è bisogno, è davvero difficile risolverli i problemi. Ci vorrebbe davvero una politica forse più strutturale per risolvere tutte le problematiche che ci sono nelle nostre strade. Voltiamo decisamente pagine, parliamo della pista da bob di Cortina con il tema che è ritornato centrale dopo la lettera di chiarimenti inviata dal governatore Zaia al numero 1 del CONI. Malagò si conferma la linea, avanti quindi con l'opera nonostante i prezzi record delle materie prime. Ho scritto al presidente Malagò circa il fatto che, preso atto che c'è un progetto, c'è un dossier che parla delle Olimpiadi di Cortina con il bob di Cortina, e ho chiesto semplicemente se ci sono soluzioni alternative delle quali io non sono a conoscenza. La risposta ovviamente è stata di no, ma soprattutto giustamente è stato anche sottolineato l'aspetto che andare fuori dai confini nazionali per realizzare parte delle Olimpiadi non rientra nell'obiettivo di fare le Olimpiadi come Italia. Insomma, sulla rinnovata pista da bob di Cortina c'è tutta l'intenzione di andare avanti. La lettera del presidente Zaia al numero 1 del CONI Malagò aveva l'obiettivo di fare chiarezza una volta per tutte sull'investimento e sull'attuazione dell'opera a poco più di 3 anni dall'evento olimpico. Non un passo indietro ma un time out, di fronte anche alle variabili emerse nell'ultimo periodo, da un lato la protesta crescente di comitati e cittadini, dall'altro l'esplosione dei costi della struttura tra energia e caro materiali. Quanto alle risorse, ricordo che questo cantiere non è finanziato dalla Regione del Veneto, aveva una previsione di 55 milioni che sono lievitati a oltre 80 milioni, forse 85 milioni, dati dal fatto che c'è stato un incremento delle materie prime come accade per tutti i cantieri. Nel bilancio delle Olimpiadi, ricordiamoci, le università ci parlano di 1 miliardo di PIL in più, oltre a tutte le ricadute di opere che si faranno. Quindi diciamo che l'operazione va vista nella sua globalità. Numeri quindi che giustificano ancora l'opera e il suo avvio. Ovviamente con il bob il dottor Sant'Andrea sta andando avanti, quindi ci sarà il progetto di ovviamente demolizione della vecchia pista, dopodiché la realizzazione di quella nuova. Posizione condivisa anche dalla provincia di Belluno. Tema che divide, una scelta molto difficile ma che ormai è già stata presa ed è stata condivisa anche dalla provincia di Belluno, perché questo è un intervento di riqualificazione di una struttura esistente da un lato, dall'altro perché a Cortina è nato il bob, quindi ha una tradizione sicuramente importante, perché comunque rientra in un progetto di legacy e di sostenibilità ambientale che quanto richiede il CIO. I temi della sanità dopo la presentazione dello studio commissionato dal Partito Democratico sulla carenza di medici in Veneto. Oggi la replica della Regione che evidenzia è un problema nazionale. Non l'abbiamo mai nascosto, non abbiamo mai detto che oggi non è un'emergenza, ma non è un'emergenza che ha solo il Veneto, ma è un'emergenza che ha tutta l'Italia. Nell'ammettere che il problema della carenza di medici, evidenziato dopo aver commissionato uno studio ad hoc anche dal Partito Democratico in Regione, l'assessore alla sanità specifica che la questione riguarda tutto il paese, ma che si stanno mettendo in campo le varie contromisure. Al momento le zone carenti sono 586,
ma entro il 15 dicembre dovrebbero esserne coperte il 70%. Cosa si intende però per zone carenti? La zona carente è una zona dove prima c'era un medico di base che poteva avere 1500 assistiti, perché ogni medico sceglie quanti assistiti avere, che è cessato e oggi non è ricoperta da un altro medico in questo momento. Questo non significa che i pazienti non abbiano assistenza sanitaria. Un nuovo medico può essere temporaneo, può essere provvisorio, può essere sostituto, o la nuova soluzione è che qualche medico supera i 1500 fino a 1800 assistiti. Questi passaggi in forme diverse ma richiedono tempo, da poche settimane fino anche a 3-4 mesi, in cui qualcuno corre il rischio di non vedersi un medico sostituto, un temporaneo, un provvisorio. Nel lasso di tempo senza il medico, per ogni necessità, anche semplici certificazioni, è a disposizione la guardia medica o nei casi più gravi il pronto soccorso. Per il futuro è stato annunciato anche un tavolo di confronto per ragionare su un modello assistenziale generale che coinvolga tutto il territorio. E sui dati forniti oggi nel corso di questa conferenza stampa dall'assessore Lanzarin è intervenuto anche il Partito Democratico con la consigliera Vanessa Camani. L'assessore Lanzarin sostanzialmente conferma i dati drammatici che come gruppo regionale del Partito Democratico abbiamo denunciato in riferimento alla carenza dei medici di medicina generale nella nostra regione. Sono oggi 486 le cosiddette zone carenti, cioè territori in cui i cittadini non possono accedere ai servizi dei medici di base, e a questa carenza già grave si aggiungerà nel prossimo triennio il pensionamento di oltre 450 medici di base che esercitano attualmente. È evidente che questa situazione drammatica è collegata ad un'errata programmazione regionale, in particolar modo in riferimento alle borse di studio di formazione dei medici di medicina generale, tanto che pur ampliando al massimo possibile il numero di borse di studio, nel prossimo triennio, ce lo conferma l'assessore, saremo nella migliore delle ipotesi soltanto nelle condizioni di sopperire a chi andrà in pensione, senza riuscire dunque a ridurre minimamente il numero delle zone carenti. Le soluzioni dell'assessore Lanzarin sono totalmente inadeguate. Il ricorso alla guardia medica sconta il fatto che anche la guardia medica ha una carenza di oltre 600 unità, per non parlare del tema dei pronti soccorso, e purtroppo ancora una volta nessuna parola da parte dell'assessore rispetto all'unica vera soluzione possibile: medicina integrata, medicina territoriale, medicina di gruppo, micro team, supporto e valorizzazione della figura del medico di medicina generale. Sono arrivati addirittura i camion in un'azienda padovana chiedendo di caricare i pellet acquistati online. Si tratta però di una truffa di cui sono vittime centinaia di consumatori. Il telefono non smette di suonare nell'azienda Cineto di Albignasego a Padova. Sono decine le persone che chiedono dove sono i pellet ordinati online a 7 euro al sacco. Il problema è che l'azienda in questione non fa vendita online e non ha accettato nessun ordine. Più volte queste telefonate ci hanno sospettito e ci siamo trovati di fronte a una realtà che minimamente ci aspettavamo. Sostanzialmente hanno preso l'indirizzo della nostra azienda e hanno pubblicizzato l'offerta del pellet a prezzi stracciati. La conseguenza è dovuta che tanti clienti da tutta Italia, Sardegna, Sicilia, Veneto, Lombardia, ci contattano per avere questo prezzo, per avere questo prodotto. Nonostante le 2 denunce fatte ai carabinieri, il sito è ancora online. Nella realtà non è un sito nostro questo. Il nostro sito è tutt'altro, noi non vendiamo nemmeno pellet in sostanza, quindi dal punto di vista non ci siamo. Un danno non da poco. Martedì sono andato presentando i nomi, anche dei nomi in cui sono stato contattato per il pellet, e quindi il magistrato poi eventualmente deciderà di intervenire a poter perlomeno cercare di chiudere questo sito, perché veramente ci sta creando non pochi problemi. Da sabato sono molte le telefonate da ogni parte d'Italia, perché sul sito internet pelletrinascita.it viene indicato come indirizzo proprio quello della ditta di Albignasego. La Cineto però non è in alcun modo collegata a questo sito, dove è presente anche un IBAN che non è quello della ditta padovana.
Anche ieri, per dire, persone che ovviamente vedendo il prezzo, vedendo che sono locali qua, si sono presentati per caricare, per prendere il prodotto, il pellet, che noi ovviamente non forniamo perché noi installiamo, siamo venditori ed installatori di apparati da riscaldamento. Parliamo adesso di denatalità, ci sono dati shock. Noi annunciamo questo problema da molto tempo, ma ci sembra di essere nel film Don't Look Up, quando l'asteroide minacciava la Terra e nessuno se ne rendeva conto e nessuno correva ad agire. Se non si riuscirà a invertire la rotta, da qui al 2041 in Veneto il numero di coppie con almeno un figlio sotto i 20 anni calerà del 24%. Ne mancherà dunque 1 su 5. Famiglie che cambieranno volto, basti pensare a una crescita del 77% di quelle formate da un padre single con figli tutti over 20. Denatalità e progressivo invecchiamento della popolazione sono un mix letale, come torna a denunciare il Forum delle associazioni familiari. L'Italia è il terzultimo paese dell'Europa a 25 per risorse messe a disposizione della famiglia. Con l'assegno unico che è arrivato l'anno scorso c'è stato un piccolo saltino avanti, siamo quintultimi. Poi mancano servizi a livello territoriale, ci sono grandi problemi per il lavoro femminile e ci sono grandi problemi per quanto riguarda il lavoro giovanile e la possibilità di progettare una vita non dai 45 anni in poi, ma dai 25 anni in poi. Le azioni da mettere in campo sono dunque quelle che possono dare soluzione a queste storture: più servizi territoriali, aumento dell'assegno unico, maggiore sostegno alle giovani coppie sul fronte abitativo e, perché no, l'applicazione anche in Italia del discusso quoziente famiglia. Se ne parlerà sabato mattina proprio a Treviso. Al Salone dei 300 abbiamo convocato un'assemblea regionale del forum aperta a tutte le forze che ci stanno del territorio. Sono invitati sindaci, saranno presenti sindaci, la regione, ANCI Veneto, imprenditori e associazioni di categoria e sindacati, perché la questione riguarda il sistema paese. Dal Veneto è davvero tutto, non ho aggiornamenti, c'è il meteo, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Antirivieni di perturbazioni, avremo fasi di maltempo a più riprese sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 17 novembre. Sul Veneto cielo nuvoloso con spazi di sereno anche ampi fino a metà giornata. Avremo poi varie nebbie in pianura e nelle valli. Sarà asciutto fino al mattino. Dal pomeriggio probabili locali deboli fenomeni a carattere sparso. Temperature in lieve calo, minime tra 7 e 10 gradi, massime invece comprese tra gli 11 e i 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui prevalenza di cielo coperto con possibili foschie e qualche banco di nebbia al mattino in pianura, qualche pioggia poi entro sera. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime intorno ai 12-15 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, anche qui nebbie anche fitte, qualche raggio di sole sui settori più settentrionali, entro sera-notte locali rovesci. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.